Seconda parte di 7 in punto, cambiamo decisamente argomento, parliamo di teatro e lo facciamo con Laura Babbiani, presidente del Teatro Stabile del Veneto. Buongiorno e benvenuta. Teatro Stabile del Veneto che compie... La camera è quella lì. Ecco, no, perché... Bene. Teatro Stabile del Veneto che compie 20 anni. Si è visto come sono giovane? Ne dimostro di più io. Assolutamente, 19 avrei detto. 20 anni, un traguardo importante per noi. Teatro Stabile del Veneto è una istituzione, la più grande istituzione teatrale della regione Veneto. I soci sono la regione stessa e i comuni di Padova e Venezia, che hanno ciascuno di loro affidato in concessione allo Stabile il loro maggiore teatro, cioè il Teatro Goldoni di Venezia e il Teatro Verdi di Padova. È un'istituzione, quando dico di istituzione teatrale dico una cosa abbastanza semplice tutto sommato, cioè noi dobbiamo produrre teatro e quindi fare le produzioni come fanno le compagnie anche private, ma nello stesso tempo dobbiamo occuparci della cultura teatrale, della diffusione della cultura teatrale. Tra i giovani dobbiamo allargare il pubblico, dobbiamo cercare i talenti sul territorio, attori, registi, drammaturghi, e quindi dobbiamo, come dire, sviluppare in questo territorio, cioè nel Veneto, tutto ciò che appartiene alla cultura teatrale. Questo è un compito istituzionale in senso proprio e quindi l'istituzione, noi saremo tanto più, dovremmo essere tanto più fieri di noi quanto meglio facciamo questo mestiere, che è fare teatro, grande teatro possibilmente, ma nello stesso tempo anche fare in modo che in questo territorio la cultura teatrale cresca, si sviluppi e che quindi nel paese tutto, l'Italia, ma anche in Europa, chi è passato da noi in qualche modo, oppure è stato sostenuto da noi, oppure è stato scoperto da noi, abbia spazio in Italia e in Europa. Quante realtà come lo Stabile del Veneto ci sono in Italia, tanto per capire com'è? Gli stabili di iniziativa pubblica sono, adesso non vorrei dire perché ogni tanto qualcuno nasce e qualcuno muore, ma insomma sono credo 13 o 14. Nelle principali città del nostro... Sì. Diciamo gli stabili sono nati, il primo stabile, cioè il teatro Il Piccolo di Milano, che è nato alla fine degli anni 40. Quindi noi siamo nati, siamo uno degli ultimi stabili nati alla fine degli giovani. Anni, più giovani, infatti noi siamo dei bambini, come si vede appunto. E quindi la grande tradizione degli stabili pubblici sono quella del Piccolo, poi è nato lo Stabile di Genova, poi è nato, anzi Torino prima di Genova, e sono appunto, parliamo dei teatri, ai tempi parliamo di Strehler, parliamo dei grandi registi, i teatri stabili sono nati per dare, adesso dico un modo, per dare casa ai grandi registi. Ha anche una grande responsabilità. Esatto, perché il teatro allora era, come dire, in balia del mercato, quindi bisognava incassare, quindi il grande teatro d'arte, i grandi attori erano costretti appunto, a fare divertire il pubblico e basta. Ma questo però spesso ha fatto tacciare questi grandi stabili di non essere delle realtà indipendenti, no? E quindi di proporre magari sempre certi filoni, certi classici, di non osare mai sperimentazioni, no? E questa è un'accusa è fondata, cioè diciamo così, una nota fondata, e come lo Stabile del Veneto, che possiamo dire insomma ha avuto un periodo di un certo tipo, poi negli ultimi anni, vuoi con la direzione artistica di Alessandro Gasman, quindi anche una figura più giovane, insomma cosa è cambiato, come è cambiato, vuoi che è cambiato anche il modo, il tempo e anche la drammaturgia stessa, no? Si diceva prima, proprio prima di andare in onda, il grande fermento, la grande vivacità autorale tra i giovani che c'è. Guardi, è cambiato tutto dall'inizio dello Stabile, cioè sono 20 anni, quindi teoricamente poco tempo, relativamente poco tempo, ma è veramente cambiato tutto. Lo Stabile del Veneto è nato, il primo direttore dello Stabile del Veneto è stato Giulio Bosetti, grande artista, grande attore, regista, però allora è nato proprio come una compagnia teatrale, perché lo Stabile è nato proprio, era molto simile alla compagnia di Giulio Bosetti, quindi aveva poco un rapporto con il territorio che lo rendeva istituzione. Allora è passato tantissimo tempo e quando il Consiglio di amministrazione ha nominato Alessandro Gasman 3 anni fa, ormai non so, qualcosa di più, proprio ci siamo detti, prima di nominare il nuovo direttore,
discutiamo dove vogliamo andare, in che direzione vogliamo che lo stabile del Veneto vada. E è stata una bellissima discussione, ma questa direzione era tracciata, era chiara, bisognava cambiare strada nel vecchio modo, appunto, un po' autoreferenziale, il direttore, il regista che le produzioni erano sempre... Esatto. Ecco. Bisognava aprirsi ai giovani, bisognava aprirsi al teatro, ai nuovi drammaturghi, bisognava aprirsi, insomma, bisognava... E quindi Alessandro è stata una scelta, credo, il rischio qual ottima. era? Quello di perdere per strada un certo pubblico, con il timore di acquistarne però un altro, perché io invece ho notato anche da frequentatrice, insomma, nel mio piccolo, di teatri, che c'è un afflusso, ma cioè l'offerta aperta, ampliata, diversificata avvicina in maniera più vivace, insomma, fa parlare di teatro in maniera più forte. Diciamo che lei non mi farà mai dire, non riuscirà mai a farmi dire che io preferisco i giovani al pubblico, diciamo, di mezza età. Perché il teatro, nella tradizione italiana, ma di bene, perché noi stiamo parlando io sto pensando al teatro, io mi occupo di teatro da 40 anni, quindi io sto pensando al teatro veramente dal primo dopoguerra. No, però finalmente adesso in platea si vedono dei giovani, non esatto, dico eliminare... No, esatto, perché si vedono anche loro. La caratteristica del pubblico teatrale è una parte importante, diciamo, della sua, mi passi il termine, bellezza sociale, è che dentro la sala di un teatro possono stare tranquillamente giovani e meno giovani, giovani e vecchi, anche anziani, e tutti quanti dal loro punto di vista fanno la stessa esperienza. Noi le faccio un esempio di questo, perché questo è un fatto che se io avessi una platea solo di giovani non sarebbe teatro, perché il teatro è proprio un tipo di esperienza estetica e culturale che è individuale, perché ciascuno in quello spettacolo ha un'emozione propria individuale, ma che è un'esperienza, come dire, molto wide oriented, ecco, trasversale, capito? Cioè, se no Shakespeare non avrebbe conquistato le platee che conquistò nel 600, cioè, lì c'erano tutti, poveri e ricchi, diverse situazioni sociali, donne e uomini, giovani. Questo è bello dell'arte in tutte le sue manifestazioni, in tutte le sue espressioni. Nel teatro, per esempio, ecco, al cinema un film è più per i giovani e uno è invece un film che piace. Il teatro non è così, proprio perché è un'esperienza dal vivo, quindi un'emozione proprio che va a toccare delle corde che sono le stesse, cioè nel teatro succede, brava, succede in teatro, succede noi stessi, succede ciascuno di noi, no? Se no, perché il teatro è in fondo lo stesso da 2000 anni, ci sarà un motivo, no? Perché il teatro, periodi e tempi di crisi? Perché il teatro soffre il teatro di prosa soffre la crisi molto meno di quanto non l'abbia sofferta il cinema. Capito? C'è un problema, le tecnologie, qui non c'è tecnologia, qui c'è proprio una... Esperienza diretta. Ecco, esperienza diretta. E lì accade, quindi nella sala teatrale giovani e vecchi stanno tranquillamente vicini. Noi abbiamo fatto un'esperienza in questo senso fantastica, che è questo premio OFF, non so se ne ha sentito parlare, dove quindi sono delle compagnie giovani che vengono scelte, si presentano e poi alla fine una giuria popolare. Questo è stato proprio quello che Alessandro mi disse proprio appena arrivò: facciamo un premio in cui senza critici, senza esperti di teatro, facciamo un premio in cui a premiare il pubblico nella sua differenza. Quindi abbiamo costruito una giuria che è fatta un terzo, sono 60 persone, un terzo sono ragazzi delle scuole superiori, quindi 16-19 anni, un terzo sono universitari, quindi 20, 28, non so, 3, quello che è, e un terzo sono i nostri abbonati, e i nostri abbonati non scelti per età, quelli che prima si iscrivono arrivano, e quindi i nostri abbonati sono persone di mezza età, quindi noi abbiamo queste 60 persone dove ci sta il sedicenne e il sessantenne. E anche oltre il sessantenne. E anche oltre, diciamo che insomma sì. Insomma. Dentro queste, divisi esattamente un terzo, un terzo, un terzo, lei deve assistere alle discussioni meravigliose che ci sono fra i giurati quando devono decidere come si fa. E sono delle discussioni meravigliose in cui
Certo che c'è la cultura del sedicenne, la cultura del sessantenne, ma queste culture si incontrano. C'è il confronto nella vita. C'è il confronto e quindi questa è una sala teatrale. Torniamo subito dopo la pubblicità con una sorpresa a proposito di questo premio OFF, tra pochissimo. Eccoci di nuovo in studio, ultima parte di 7 in punto, con noi abbiamo il presidente del Teatro Stabile del Veneto, Laura Barbiani. Si parlava di questo premio OFF, dove ha deciso il pubblico, avevo annunciato una sorpresa, la sorpresa è proprio il servizio relativo a questo premio. Vediamolo. Che bello. Si chiama premio OFF perché è riservato a quei gruppi teatrali non ospitati negli spazi tradizionali, emblematico però della vivacità di una realtà che qualifica il Veneto come la regione forse più virtuosa d'Italia, per usare un termine caro a qualche amministratore regionale. E proprio alla regione, in collaborazione con Arteven e da quest'anno anche con un prestigioso gruppo bancario cittadino, si deve il riconoscimento giunto alla terza edizione, assegnato nel foyer del Teatro Verdi durante una cerimonia a cui ha presenziato il direttore del Teatro Stabile del Veneto, che ha dovuto far slittare la cerimonia perché è impegnato nell'allestimento, in scena il 7 novembre, di Oscura immensità del padovano Massimo Carlotto. Credo di poter asserire ormai, senza timore di essere smentito, che la Regione Veneto è probabilmente la regione teatralmente parlando più vivace sul piano nazionale. Questo è un orgoglio che credo i veneti debbano difendere, e il premio OFF, aggiunto alla sua terza edizione, dimostra questa vivacità, dà possibilità alle varie compagnie presenti in regione, sono tantissime, di entrare nei luoghi del teatro ufficiale. Questo lo chiamiamo OFF perché sono compagnie, come sappiamo, abituate a lavorare in spazi alternativi. Il Verdi, che è il teatro della città di Padova, è diventata ormai ufficialmente casa anche per queste compagnie, ne sono molto orgoglioso. 7 le compagnie partecipanti, miglior attrice, e il riconoscimento si deve proprio quest'anno al contributo del citato istituto bancario, entrato a pieno titolo tra i protagonisti del progetto, Anna Tringalis del Teatro Bresci, con lo spettacolo Arbeit, che in tedesco significa lavoro, giunto secondo dietro alla compagnia Amor Vacui con This is the Only Level, questo è il solo livello. Tra i gruppi partecipanti anche Carichi Sospesi, che ha collaborato al successo dei vincitori, rappresentati da una vecchia conoscenza del mondo dello spettacolo padovano, che fu anche tra i protagonisti del film premio Oscar Mediterraneo di Gabriele Salvatores. Questo è veramente un motivo d'orgoglio, il fatto che nel Veneto è vero che da un po' di anni c'è, soprattutto a Padova devo dire, ci sono veramente gruppi meravigliosi che stanno nascendo, quindi sono felicissimo. Mi sembra di tornare giovane, che era un periodo 30 anni fa che c'era lo stesso fermento, per cui mi sembra un bellissimo segnale. Sono anche molto contento perché quelli che hanno vinto sono veramente bravi. Gruppi giovani meravigliosi che stanno crescendo, non è un atteggiamento di posa, cioè aver aperto ai giovani, tra questi giovani ci sono dei veri talenti. Davvero sì, quelli che hanno vinto quest'anno ma anche l'anno scorso, questo è un po' quello che dicevamo prima, il teatro quando funziona, quando è bello, arriva al pubblico. E il pubblico che dà questo premio sceglie sempre bene. Ormai siamo arrivati alla terza edizione e tutte e 3 le edizioni, avendo visto tutti gli spettacoli, selezionato gli spettacoli, il pubblico ha scelto bene e ha scelto fra questi dei veri talenti, giovani certo, quindi andranno formati, sostenuti. Come si fa a trasformare questi giovani talenti in attori grandi? Una volta si diceva allo Streller di Milano, al Piccolo di Milano dove c'è Streller, alla scuola di Streller, eccetera. Invece lei dice che in piccole compagnie, insomma in piccoli teatri, si formano, poi però devono spiccare il volo. Come si fa a fare spiccare il volo a questi ragazzi che poi fanno i professionisti, questa attività come professionisti, non in maniera dilettante? Io sono convinta di una cosa e per questo abbiamo proprio ho tentato di metterla, come dire, in pratica. Noi abbiamo un progetto che si chiama semplicemente progetto di avvio al lavoro.
cioè proprio non ha un nome. Che bello! Abbinare il termine lavoro alle discipline dell'arte. Che bello, che musica! E quindi noi quando mettiamo su un cast, una compagnia per uno spettacolo, facciamo i provini a tutti i ragazzi che escono dalle scuole del territorio, naturalmente i registi scelgono solo quelli che vanno bene per loro, la selezione è davvero di merito, nessuno viene. E quindi magari non entra nessuno, magari entra uno, magari entra l'altro, quindi quelli fanno un'esperienza. Se non ci fosse stato questo discorso di provinare i giovani non sarebbero mai arrivati sulla scena del teatro professionale. Almeno un'occasione gli è stata data. Esattamente. Dopodiché questi del premio Off che abbiamo visto adesso, loro sono dei giovani, alcuni veramente di grande talento, sia ci sono scrittori, drammaturghi di grande talento, registi, attori. Naturalmente questi vanno sostenuti, io dico loro sempre che loro non si devono fermare alla prima scrittura, dovrebbero andare a fare esperienza all'estero, devono andare a fare degli stage. Qual è il percorso appunto? Secondo me, diciamo, la scuola attoriale più in Europa, diciamo, più straordinaria è la scuola inglese. E ci sono in paesi dove il teatro è più sostenuto che in Italia, perché in Italia il teatro di prosa non è sostenuto, cioè nella scuola non se ne parla nemmeno, ma non se ne parla, non solo non si fa il teatro nella scuola, ma non se ne parla nemmeno. Io non so se lei si ricorda quando nei suoi non si fa neanche scuola di teatro. No, a scuola di teatro ce ne sono pochissime. Sì, amatoriali poi, esatto. In maniera ma molto... nella scuola, nei programmi scolastici, già la musica c'è pochissimo, eppure l'Italia dovrebbe essere una cultura. Il teatro proprio non c'è, lei si ricorda nei suoi programmi scolastici. L'invasione di Divina Commedia, l'invasione di Manzoni. Esatto, Goldoni dov'era nei suoi studi classici? È solo Goldoni poi, che non c'è solo Goldoni. Goldoni che però è indubbiamente, il più grande, cioè l'inventore del teatro moderno. Goldoni e Shakespeare. Esatto, ma in Italia c'è niente. Quindi i ragazzi si avvicinare i ragazzi al pubblico è in qualche modo compito nostro, sostanzialmente. Pochi credo sappiano che Machiavelli abbia scritto no, delle opere teatrali. Non ne parliamo nemmeno. Se uno dice un'eresia, si dice la mandragora. Pirandello è abbastanza presente, diciamo, nei programmi scolastici. Ma ecco, vabbè, non vorrei dire, ma insomma, se è presente Pirandello, Goldoni dovrebbe avere uno spazio più grande di Pirandello. Tanto per il ruolo che ha avuto nella cultura europea, non c'è dubbio che Goldoni è... Comunque abbiamo quindi queste basi minime, cioè insufficienti. E sì che l'Italia ha una grossa tradizione. Certamente, ha una grossa tradizione, ma non è sostenuta da una scolarità, da un impegno formativo. Questo per ottusità, miopia? Perché... No, o perché non rende? Non deve chiedere a me questo, diciamo che... Perché la risposta del pubblico a teatro c'è. Diciamo prima, il teatro in Italia, la crisi, diciamo, della cultura, le persone che vanno meno al cinema, le persone che vanno meno nei musei. Il pubblico pagante c'è, ecco, pubblico non c'è basta. E non è diminuito, è diminuito un pochino, noi abbiamo sofferto un po' la crisi quest'anno, ma è pochissimo rispetto, quindi evidentemente, anzi, come diceva giustamente lei, i giovani sono entrati, i giovani sono incuriositi, certo vanno favoriti in tutti i modi. Chiaro, un biglietto promozionale, esatto, eccetera. Però questo poi alla fine escono, sono soddisfatti. Quindi come sostenere, torniamo ai talenti, e loro dovranno fare delle esperienze non solo con noi, devono lavorare, devono aprirsi, devono cercare di entrare a fare delle esperienze con i grandi maestri, devono andare a fare le summer school dove possono, devono non appagarsi. Ci sono borse di studio per... Noi per esempio stiamo pensando, facendo adesso, voglio vedere anche con il discorso europeo, se si può aprire anche un discorso di borse di studio. Non ci sono, credo adesso, che io sappia. Ma però magari in futuro vanno fatte, vanno assolutamente fatte, e comunque bisogna tenerli sulla scena. Cioè io, diciamo, di questo, Alessandro prima diceva, l'abbiamo sentito, che il Veneto è una delle regioni più ricche in questo, ed è vero. Cioè, nel senso che, dal punto, lei prima citava il discorso della drammaturgia. Sì, io in questi anni... Anche come produzione dello stabile, se lei mi permette, adesso magari per la prima volta, non perché vuole essere appunto un elogio a questa nuova direzione, però per la prima volta vengono proposte delle opere fatte, scritte da autori veneti che sono moderne, contemporanee, non è la solita rivisitazione della commedia di Goldoni in chiave
moderna, perché io ho visto tanta produzione dello Stabile negli anni che andava sempre un po' a attingere a quel filone, perché era tradizione, non si poteva, c'era un obbligo, cioè anche un certo coraggio, una certa apertura, perché sono cambiati i tempi, voglio dire un Carlotto piuttosto che un Trevisan. Guardi, come dire, Goldoni è talmente perfetto nella scena, cioè non ce lo scordiamo, noi abbiamo la perfezione, cioè Goldoni è la perfezione, è continuamente scopribile, insomma, quindi reinterpretabile anche. Sì, ma soprattutto è davvero, cioè, magari è esagerato dire come Shakespeare, ma forse è come Shakespeare, per il teatro italiano, non so certo. come dire, quindi è che uno abbia fatto tanto Goldoni, noi il 25% delle nostre produzioni sono state Goldoni. E di questo io non mi rammarico affatto e bisognerà continuare così. Fare solo Goldoni non ha senso, però, perché tanto non è vero che dopo Goldoni in Veneto non c'è stato più niente. Noi abbiamo avviato un progetto, questo già nel 2005, di valorizzazione del teatro veneto post-goldoniano, cioè del Novecento, dove ci sono autori immensi, Renato Simoni, gente che non sa nemmeno, la gente non sa nemmeno chi sono. Esattamente. E sono, se lei legge, cioè, Renato Simoni che ha scritto 5 commedie, poi è stato un grandissimo, cioè un grande intellettuale del Novecento, è stato il critico del Corriere della Sera. Sì, certo, ma magari lo si conosce per altre strade, non come drammaturgo. E quelli sono testi che hanno, diciamo, lo spessore dei testi ibseniani, cioè non è che... Quindi diciamo che Goldoni ha fatto piazza pulita dopo di sé, dopodiché adesso, quindi abbiamo fatto quello. Questa valorizzazione del teatro veneto del Novecento e credo che continueremo così. Renato Simoni, Palmieri, Gino Rocca, ci sono una serie di cose che vanno studiate e anche riproposte. Certo. E poi ci sono i giovani che sono i grandi scrittori che adesso diciamo che noi non faremo un torto a Tiziano Scarpa, a Vitaliano Trevisan o a Carlotto a dire perché vi abbiamo preso perché siete veneti, perché non è vero, noi abbiamo preso dei grandissimi scrittori. Infatti non ci sono solo veneti, esatto, ci sono anche espressioni giovani. È un autore che ha scritto delle cose per il teatro magnifiche. Io ho visto Una notte in Tunisia. Brava, cioè brava, brava. Devo dire che ha scritto un testo che... Quindi quelli sono capolavori, capito? Sì, devo dire che per chi magari ha vissuto anche quell'epoca, cioè anche metabolizzato nella maniera più... dei monologhi, tutti pubblicati dai Nani, sono bellissimi, sono veramente grandi testi. Quindi Tiziano, questo infinito che abbiamo prodotto col testo suo di Tiziano Scarpa è un magnifico testo. Carlotto che decidi di fare qui, diciamo lui è un romanziere, cioè in senso l'oscura immensità, che ha fatto questa diciamo trasposizione diciamo drammaturgica di questo romanzo e lì bisogna dire che Alessandro è stato molto coraggioso perché diciamo drammaturgicamente il testo di Carlotto era un doppio monologo che sono due monologhi che prima uno poi l'altro poi uno poi l'altro, era molto rischioso e Alessandro ha fatto una regia e un lavoro magnifico e quindi è venuto fuori un bello spettacolo che piace molto al pubblico. Allora questi sono bei testi, bei lavori, ma però c'è quest'altro ragazzo giovane, un trentenne proprio, che ha vinto il premio Off 2 volte con i suoi testi, sia quest'anno che l'anno scorso, che si chiama Giorgio Sangati. Questo è un altro autore, drammaturgo, che scrive delle cose che devono essere sostenute. In futuro vivrà di teatro, secondo potrà campare. Lui sì, perché lui fa l'attore, fa il regista, fa l'aiuto del regista e fa il drammaturgo, quindi per forza camperà di teatro. Basta che costruisca il teatro. Ma ci sono degli altri autori magnifici, non sono, cioè Giuliana Musso, ci sono delle realtà, diciamo, teatrali che sono drammaturgicamente vive e che vanno valorizzate. Il compito nostro è valorizzare queste cose, quindi, e questo lo stiamo facendo. Devo dire che il merito di Alessandro in questo senso è veramente grande, perché è lui che ha aperto la drammaturgia contemporanea. Lei, per i 20 anni del Teatro Stabile del Veneto, ha curato, appunto, ha raccontato 20 anni di produzioni, quindi lei in 20 anni ha contatto con registi, con attori, impresari, istituzioni, pubblico. Che cosa
può dire di questa esperienza ventennale? Innanzitutto gli attori, no? Sono più capricciosi dei registi. Qual è la figura? Magari scopriamo che quello addetto alla macchina è ancora più capriccioso, il tecnico delle luci, poi più dell'attore. Gli attori in teatro io li amo moltissimo perché sono coraggiosi, non so, io ogni volta che li vedo andare in scena, perché voi dite il bello della diretta, ecco, lo spettacolo dal vivo questo è. E questo vale per i tecnici, questo vale per gli attori, questo vale per tutti. Come in televisione. Come in televisione, ma insomma senza possibilità alcuna e con comunicazione diretta se una cosa va male, gli attori sentono che il pubblico delle prime file si sposta sulla sedia. E quindi c'è questa passione assoluta che li governa, cioè l'attore di cinema diceva, noi abbiamo invitato se si fa un confronto fra attore di cinema e attore infatti, perché poi non si capisce, dal teatro vanno al cinema, dal cinema alla TV vanno al teatro, qual è il passaggio? In un tempo, diciamo, gli attori, per esempio in televisione, se ne guardiamo la televisione negli anni 60 e 70, tutti venivano dal teatro. Cioè calcare le scene era, diciamo, poi era un grande attore anche in televisione, anche al cinema. Adesso non è sempre così, adesso molto spesso accade che un attore in televisione arrivi in teatro perché è conosciuto e quindi fa botteghino. E magari dice io ho iniziato a teatro, però c'è questa frase tipica. Ma secondo me non lo dice nessuno che non sia vero, almeno una cosa l'hanno fatta perché gli attori di teatro se no si arrabbiano, lo scoprono. Quindi a costo di averlo nel curriculum vanno e fanno un cameo magari. Diciamo che se un attore è un attore che viene dal teatro, che si è fatto le cose in teatro, si vede, c'è un altro tipo di approccio e di presenza. Poi ci sono i tecnici, il mondo dei tecnici al teatro, ecco, voi con televisione, lì è tutto fatto a mano, cioè, nell'Ottocento, la Traviata dell'Ottocento oppure l'Amleto dell'Ottocento si faceva esattamente come si fa adesso. Quindi il teatro è costoso, è impegnativo economicamente? Quindi il teatro è costoso perché è aumentato, adesso parliamo se vuole un attimo di economia. Sì, abbiamo appunto ancora un minuto e mezzo. Allora il teatro, perché il teatro ha bisogno di essere sostenuto, cioè diciamo questa è... Con finanziamenti pubblici o sostenuto con una anche rete... con finanziamenti pubblici. C'è un famoso testo metà degli anni 60 di un grande economista che si chiamava Baumol e diceva, vabbè, ci sono dei servizi pubblici dove... Come il trasporto pubblico, anche il teatro? Come il trasporto pubblico, come l'assistenza ai malati, dove il fattore umano è decisivo, cioè la tecnologia non interviene ad abbassare il costo, il prezzo e il costo del prodotto, del servizio, perché quindi poiché il costo del lavoro grazie a Dio cresce, nel senso che uno viene pagato di più mano a mano negli anni, insomma, poco ma appunto un po' cresce l'Istat. Insomma, cresce il costo, quello lì, crescendo questo costo del lavoro è chiaro che mano a mano la Traviata si fa allo stesso modo che nell'Ottocento, ma costa 1000 volte più dell'Ottocento. Ma se magari si cerca di fare una sceneggiatura meno costosa, si semplifica. Diciamo che lei si deve immaginare che in uno spettacolo le scene, le luci, i costumi, costa niente rispetto al lavoro. Perfetto. Cioè in uno spettacolo costa per gli attori che ci sono, per i tecnici che ci sono, è proprio l'orchestrazione di tutta la macchina. Il fattore lavoro. Certo. Cioè, quindi quando si parla di uccidere il teatro bisogna stare molto attenti perché l'intensità occupazionale, diciamo, nello spettacolo dal vivo è altissima. Non si può fare lo spettacolo dal vivo con delle macchine. Rischi di uccidere l'idea. Esatto, con le macchine l'umanità, la vita, il futuro. Quello è proprio lavoro, ci vivono le famiglie sopra, capito? Quindi per questo costa e va sostenuto, perché il costo del lavoro sale di più di quanto non possa salire il prezzo del biglietto. Certo, ma come possiamo noi invece, appassionati di teatro oppure società civile, aiutare il teatro? Beh, intanto andando a teatro. Per questo e questo dipende quindi anche da noi, se noi non vi diamo una programmazione che vi convince, voi non ci venite a teatro. Quindi anche magari fare una programmazione più intensa, con più repliche. Noi dobbiamo programmare i teatri guardando alle esigenze del pubblico, non ovviamente ossequiando quello che vuole solo ridere, tenere un equilibrio. Ultima domanda, il teatro in TV che se ne è fatto tanto in passato e adesso se ne fa tanto poco, il teatro
Che sia accessibile attraverso questi nuovi mezzi mediatici? Naturalmente tutti noi teatranti diciamo continuamente questa cosa, bisogna farlo, bisogna farlo. Non c'è dubbio però che i tempi teatrali in televisione rendono meno di quanto non rendano al vivo. Però è sempre una finestra. Non c'è minimo, ma poi anche la comunicazione, che cosa c'è di informazione sul teatro è assolutamente fondamentale. Noi abbiamo raccontato aneddoti, ma se uno facesse delle trasmissioni raccontando degli aneddoti per il mondo del teatro, appunto questa presenza sarebbe divertentissimo e importantissimo. Gli ultimi 20 secondi, che cos'è il teatro per Laura Barbiani? Beh, la passione di una vita, perché di questo si tratta, me ne sono occupata per tanti anni, amo il teatro disperatamente. È finzione o realtà? Tutte e due, veramente tutte e due. Ringrazio Laura Barbiani, non c'è più tempo, la reinviteremo così ci racconta tutti gli aneddoti dietro le quinte. Grazie Ringrazio voi per averci seguito a State in Punto, torniamo domani mattina durante la giornata all'edizione del TG. Grazie, arrivederci.